Zimmarin, presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo, ovviamente presidente presente anche l'appuntamento a questo meeting a Villorba dei giovani veneti nel mondo. Sì, un'occasione unica, importante, dove speriamo che i lavori servano per dare le linee guida delle nostre associazioni per il futuro. È un momento particolare della nostra economia, un momento di crisi con tante difficoltà, e quindi noi che ci occupiamo in qualche maniera di internazionalizzazione vediamo che le nostre comunità all'estero possono essere una risorsa economica, ma non solo, un ponte che si costruisce tra il Veneto e le nostre comunità all'estero in beneficio delle comunità venete all'estero, ma anche per la nostra società. Ecco Aldo, ha sottolineato l'assessore che l'importanza non è solo investire nei meeting affinché ci siano degli scambi culturali, anche dei punti di vista diversi, ma anche investire nell'imprenditoria. Mi sembra che qui abbiamo dei giovani imprenditori importanti all'estero, no? Abbiamo dei giovani importanti, noi come Associazione Veneti nel Mondo stiamo puntando molto su questo. Abbiamo in marcia il progetto Global Ven, che è un portale dove, dopo che si sono inseriti più di 1200 imprenditori professionisti, talenti veneti all'estero, oggi li stiamo facendo conoscere con una scheda, con i suoi dati personali di imprenditori, con un link alle imprese all'estero, con i loro loghi, con video interviste. Vogliamo proprio che il Veneto conosca questi veneti all'estero. Perché? Perché la cultura del lavoro è importante. Ecco Aldo, l'ultima cosa, l'assessore Stival ha sempre avuto una particolare attenzione affinché si portasse anche la cultura veneta in riferimento all'estero e viceversa, che la cultura veneta all'estero venisse qui in maniera che ci sia un binomio di interscambio fondamentale. Noi ci sentiamo rappresentati da questo assessorato perché ha un assessorato all'identità veneta e quello dei flussi migratori, quindi quel connubio molto bello che vede sempre il nostro leone in alto e dove l'identità è quel motore che fa scattare il lavoro dei nostri volontari, quella voglia di mantenere questi rapporti, questo affetto, questo amor patrio per le radici venete, che è quello che muove noi e i veneti nel mondo.